Come mai ha registrato il momento in cui ha comunicato alle sue figlie la morte della loro madre? In aula cala il silenzio quando l'avvocata Roberta Cerchiaro, legale della famiglia di Nicoletta Rotaro, rivolge questa domanda ad Eric Zorzi sul banco degli imputati con l'accusa di aver ucciso la 39enne da cui si stava separando. Il camionista, che fino a quel momento aveva mantenuto un tono sprezzante, farfuglia, sostiene di aver avuto paura di dirlo con parole sbagliate alle bambine. Incalzato dalla giudice che lo invita a rispondere attenendosi alla domanda, Zorzi cede e si avvale della facoltà di non rispondere. È il passaggio centrale dell'ultima udienza del processo per il femminicidio di Nicoletta, la seconda in cui Zorzi risponde alle domande delle parti civili. Poco prima aveva ricostruito le fasi della separazione del rapporto travagliato con l'ex moglie di cui invidiava il titolo di studio e che aveva osteggiato nella carriera politica. Ancora una volta in aula viene fatto risentire l'audio registrato dal telefono della donna la notte in cui è stata uccisa. Nel momento in cui si sente l'urlo finale di Nicoletta, il suo ultimo respiro, la sua mamma esce dall'aula in lacrime. Eric Zorzi, ancora una volta, spiega che in quel momento aveva tentato un approccio sessuale, ma la domanda diretta dell'avvocata Aurora D'Agostino, che rappresenta il Centro Veneto Progetti Donna, allora lei lo stava per violentare, Zorzi si rifiuta di rispondere chiedendo un processo a porte chiuse. Per la legale, però, questa affermazione rappresenta una risposta. L'interrogatorio proseguirà nella prossima udienza.